Attività didattiche regolari per gli studenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Toscanini di Ribera che dopo la lunga pausa natalizia possono tornare in aula. Ad annunciarlo Claudio Montesano, direttore dell'Istituto, pronto a garantire agli studenti regolari percorsi formativi nel corrente anno accademico che si concluderà, fa sapere, il 31 ottobre prossimo, come in tutti gli atenei universitari. Come si ricorderà, quelli appena trascorsi non sono stati mesi tranquilli tanto per gli allievi quanto per il personale docente a causa di una riduzione paragonabile ad un vero e proprio azzeramento del budget della provincia regionale di Agrigento, un intervento reso possibile, informa Montesano, grazie all'accordo sottoscritto con Benito Infurnari, commissario della provincia, accordo che nonostante il perdurare delle incertezze derivanti dall'attuazione della legge regionale di cessazione delle province ancora in itinere ha permesso di sbloccare l'offerta formativa. Ripongo massima fiducia nella prontezza e serietà dei deputati regionali, dichiara Montesano, il quale rivolge un vivo appello alla Deputazione regionale agrigentina affinché presti massima attenzione in sede legislativa di istituzione dei liberi consorzi al posto delle province, ricomprendendo il finanziamento del Conservatorio di Ribera a carico della regione siciliana in attesa della statizzazione. E intanto prosegue l'attività amministrativa della provincia regionale di Agrigento per garantire i servizi di propria competenza. Il settore politiche del lavoro e dell'istruzione ha impegnato le somme per il primo bimestre 2014 da destinare alle spese di funzionamento delle scuole superiori, nei limiti imposti dall'attuale situazione giuridica ed economica delle province siciliane, e all'assegnazione del piano economico di gestione ai direttori dei vari settori segue la prosecuzione del servizio di trasporto degli alunni disabili per altri 2 mesi, ovvero fino al 25 febbraio 2014. E intanto, a proposito di servizi per le scuole, si avvicina la data del 15 gennaio, termine ultimo per la presentazione delle offerte per partecipare alla gara per la costruzione di 25 nuove aule dell'Istituto Tecnico Commerciale di Bivona, progetto, si legge nella nota, tra i più importanti tra quelli inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche finanziato con fondi regionali.